Avere i buoni pasto ma non poterli utilizzare. È quanto denunciato all'Adico da un dipendente dell'Ulstre che si è rivolto all'Associazione dei consumatori perché si intervenga legalmente. Un dipendente che rappresenta centinaia di dipendenti in quanto hanno questi buoni pasto e non riescono ad utilizzarli perché i negozi non li riconoscono, quindi si trovano a pagarsi il pranzo e avere decine di buoni pasto praticamente inutilizzabili. Non sono vecchi, sono anzi nuovi perché parliamo di un'ultima serie, quindi bisogna intervenire subito per sanare questa cosa e poi trovare il modo di condonarla dall'altra. Il problema è sorto 2 mesi fa circa con l'emissione dei buoni che inizialmente venivano accettati, poi però esercizi pubblici e supermercati hanno iniziato a non ritirarli più. Ricordiamo che il buono pasto, che ha un valore di circa 5,16 euro, ha una parte dei datori di lavoro, circa poco più di 1 euro, e 4 parti dell'azienda. La serie è la City Time Plus serie B P8, i quali, anche se gli esercizi dovrebbero riconoscere, in realtà poi quando arrivi alla cassa non ne vogliono sapere. Probabilmente le lungaggini di rimborso, le spese di commissioni, ma non le accettano. E quindi ci sono soldi che continuano a sostenere i dipendenti e la richiesta che dicono a questo punto dateci soldi in busta paga se dobbiamo pagarci il pranzo. Si parla di centinaia di lavoratori che ora vogliono chiarezza. Stiamo vagliando con l'ufficio legale se c'è una responsabilità da parte di chi non li riconosce o di chi li rilascia, oppure della stessa azienda che non vuole magari cambiare buono e trovarne qualcuno che sia più facilmente fruibile.